neanche tante poche, insomma, ci sarà la difesa 3, quindi 3 centrali. Sì. Visti i precedenti dell'anno scorso e visto anche il tipo di gioco di Bea fatto col Sassuolo, che ha portato anche a essere una delle migliori difese della Serie B, pensi possa essere la strada giusta, considerando le caratteristiche dei giocatori? Sì, il mister adotta questa tipologia di gioco. Noi esperienza passata qui a Padova, in poche parole, non c'è mai stata una difesa 3, salvo qualche partita per necessità e per mancanza di uomini. Quindi nulla, sicuramente passeremo il ritiro a provare e il mister ci dirà cosa vuole da noi. Noi logicamente siamo vogliosi di iniziare, abbiamo voglia di aprire un nuovo ciclo qui a Padova, visto che rispetto agli anni passati sono stati fatti molti cambiamenti a livello generale, a livello societario, a livello di giocatori. Quindi inizia una nuova era e siamo pronti e vogliosi di iniziare. Rilasciandomi quello che avevi detto prima, insomma, che non ti aspettavi, che non eri fiducioso sul rinnovo. Io sentendo anche Bobo mi ha detto che il giorno dell'ultima partita contro l'Ascoli, quando è finita il spogliatoio, c'era un po' un'area d'addio, quindi magari anche tu avevi salutato d'addio per tanti, per lui, per Cufa, anche tu magari avevi salutato i compagni. Hai pensato che poteva essere stata l'ultima volta, quindi c'era stata un po' quest'area malinconica? Sì, perché, ripeto, noi l'anno scorso, da gennaio in poi, non abbiamo più avuto nessun modo di poter riparlare dei rinnovi, perché è stata una scelta che, come ho detto prima, chi più chi meno aveva accettato da parte della società. Anche perché pensare a rinnovi in quel periodo era abbastanza complicato, visto l'andamento che avevamo. Sì, poi quando ti ritrovi l'ultima giornata a giocare in casa sapendo che mi sembra quasi 8-9 ragazzi eravamo in scadenza di contratto, visto il periodo che si sta attraversando in generale, la crisi che c'è, è normale che uno pensa sempre al peggio. Poi io ho avuto la fortuna di poter rinnovare ed è un grosso motivo di orgoglio. Per altri mi dispiace tanto che non abbiano potuto continuare questa avventura insieme, però il calcio è questo e nulla, si va avanti. Logicamente i rapporti, quelli di amicizia, rimarranno sempre, sento è un po' solo un rapporto lavorativo. E tu eri anche abbastanza legato, vado dal canto, l'hai più sentito dopo la fine della stagione? Mister sì, ho avuto modo di sentirlo, recentemente ho provato a chiamarlo ma aveva il telefono spento perché sicuramente stare in vacanza. Sì, il mister è una persona a cui io sinceramente devo tanto, perché l'anno scorso di questi periodi io dovevo andare via, ero sicuro di approdare in un'altra società, invece il mister mi ha voluto tenere fortemente, mi ha ridato molta fiducia. Io infatti per questo al mister, al suo staff, al prof Munzone, a Sterchele sarò sempre in debito, perché veramente mi hanno aiutato molto e mi hanno fatto crescere sia a livello di giocatore che come persona. Quindi io sarò sempre riconoscente al mister e gli auguro ogni bene di questo mondo, di poter continuare a far bene come aveva fatto qui a Padova. Con un triennale sei quasi legato a vita, insomma, avrai 32 anni alla fine, però... Sì, ti dico la verità, non ci penso mai in quest'ottica, perché mi vedo ancora il ventenne di 8 anni fa, non ho ancora pensato a smettere. Però sì, sicuramente dopo che hai fatto 3 anni in una società ti leghi per altri 3 anni, è una scelta importante, una scelta di vita. Sono stato felicissimo di poterla fare e nulla, quindi bene così. Passandoti anche l'ingaggio, Non fa nel 18. no, dico anche, insomma, è passato l'ingaggio, quindi hai proprio sposato la nuova politica societaria.
Sì, noi a chi è stato proposto il rinnovo del contratto si sapeva che quest'anno la politica della società con il nuovo direttore Baraldi era quella di portare dettagli. E c'è stato un incontro, ci siamo parlati, tempo quanto? 10 minuti e ho firmato, quindi diciamo, non mi è pesato il fatto. Anche perché sono molto legato a questa città e ai ragazzi che sono rimasti. Sicuramente il fatto che sono rimasti anche altri miei compagni è stato un motivo in più per firmare. Scusa. No, aspetta, hai avevi altre offerte prima della proposta di rinnovo del Padova oppure non? Sì, ho avuto diverse offerte da altri club di Serie B, però nulla, io con il mio procuratore prima di mandare, diciamo, a colloquio con altri volevo avere la possibilità di parlare qui con il Padova. Ripeto, come è stato nominato il direttore e il mister tempo qualche giorno, sono venuto qui in sede e ho firmato. Si può dire che squadre erano? Come? Si può dire che squadre ti avevano pensato? No, posso dire che le squadre che avevamo fatto il playoff mi avevano contattato il mio procuratore. Varese? Mi sembra carino dirlo. Sì, okay. E poi altre squadre, sì, però ripeto, la priorità mia era quella di rinnovare qui. Verona forse? Non lo so. Ho chiamato un giorno i colleghi. Non so, non ricordo. Tu che comunque, vabbè, adesso sarei stato via da Padova, però insomma tu che vivi anche in centro sei molto legato, non so se hai avuto modo di tastare l'ambiente com'è dopo la delusione dell'anno scorso, insomma come vedi un po' Ciao a tutti. la piazza e secondo te cosa c'è bisogno? No, e allora da quando è finito il campionato non sono più stato a Padova, sono stato qui qualche giorno, il tempo di riprendere alcune cose e poi partire. E logicamente avendo molti amici al di fuori del calcio qui a Padova, sentendoli spesso mi aggiornavo ogni tanto sulle cose del Padova Calcio, ecco. E è normale, dopo una stagione che noi tutti ci eravamo fissati con altri obiettivi, è normale che ci sia stata della delusione. Però adesso l'anno scorso è passato, è un capitolo chiuso, sicuramente dall'anno scorso bisogna prendere le cose positive e le cose negative. È un anno in più di esperienza che ti porti con te, sicuramente quando le cose vanno male, gli ultimi 2 mesi non sono andati come volevamo, come ci saremmo aspettati e la delusione è stata tanta e quindi hai una voglia, una motivazione in più per poter far bene, per poter cercare, concedetemi questo termine, di rimediare gli ultimi 2 mesi che non sono stati positivi l'anno scorso. Anche se l'anno scorso per gran parte della stagione siamo stati tutto l'anno dentro i playoff tranne gli ultimi 2 mesi, quindi non è stata una stagione che uno può dire negativa. Purtroppo le stagioni si riassumono negli ultimi 2 mesi e logicamente si ricordano quei 2 mesi là, che purtroppo sappiamo come sono andati. Cosa hai pensato quando hai sentito il ritiro a Bresseo? Che moriremo di caldo. Però no, nulla, nel momento in cui sono venuto a firmare il contratto e il direttore mi aveva detto di questa cosa, che è un'operazione simpatia, giusto? Ho detto così, per riavvicinare, certo, l'entusiasmo tra la squadra e i tifosi, è sicuramente un'ottima iniziativa. È logico che manterremo un po' il caldo, penso tutti, però vuol dire che i chili che abbiamo preso in estate li smaltiremo prima, visto il caldo. Già pesato, non avete fatto il peso? No, ancora no. Sì, abbiamo fatto le visite stamattina, però penso che adesso in settimana faremo tutte le prove. Se non hai altre domande, Stefano, che oggi sei stato muto, poverino.
Grazie. Grazie. Ciao, domande da